Natale che ci ritrova in un momento importante per la vita della nostra città dopo le prove degli ultimi mesi. Il Natale ci chiama a quel guardare insieme verso qualcosa che va oltre di noi. E credo che questo guardare insieme, che per il cristiano è guardare Gesù, voglia dire anche guardare il bene della nostra città. I nostri ragazzi ci hanno dato un messaggio molto bello di solidarietà, di vicinanza a chi soffre e a chi è in difficoltà. A un mese dalla drammatica acqua alta che colpì duramente Venezia e i suoi abitanti, torna a farsi sentire la voce autorevole del patriarca. Quel 12 novembre, Monsignor Moraglia fu tra i primi a mobilitarsi per fronteggiare l'emergenza, insieme al governatore del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. A pochi giorni dal Natale, in esclusiva per le nostre emittenti, il patriarca rivolge un augurio speciale. Il Natale spero che aiuti ulteriormente ad entrare in questa logica umana, logica cristiana, per il bene di una città che vuole offrirsi a tutti, ma vuol diventare ed essere sempre di più una città degli uomini, delle famiglie, dei bambini, delle persone fragili. Un invito, insomma, a valorizzare il tessuto sociale della città, mentre proprio l'esempio dei ragazzi, durante l'alta marea eccezionale, è un segnale di grande speranza per il futuro. A tutti auguro un sereno Natale, accompagnato anche dal dono grande della riscoperta della capanna di Betlemme con Gesù Bambino che accoglie tutti.